5 punti di distanza, 5 giornate dalla fine, un obiettivo comune, arrivare in testa al girone B del campionato Under 16 provinciale. Amici di Sportisili, un saluto da Nicolò Cilluff e benvenuti al centro sportivo Panormus. Questa è Academy Panormus contro Trinacria. Eccola qui la battuta a cercare le torri, pallone dentro, rimane lì la sfera, poi Di Stefano non riesce, mette giù in qualche modo Verticari che poi va via, si appoggia ancora a Tedesco, arriva poi la conclusione da fuori da parte di Giacomo Di Stefano. Di Stefano, Liga non è perfetto nel suo intervento e dunque prova a distendersi il Trinacria che calcia anche in porta. Eh sì, inizia a piovere al centro sportivo Panormus. Attenzione all'uscita sbagliata e al gol del vantaggio di Liga che porta in vantaggio l'Academy Panormus. Esce male Artista, ne approfitta Liga al 28esimo, la formazione di Lo Giudice in vantaggio. Marullo alza il braccio, va Quattrocchi con il destro centrale, rimane lì Di Stefano, che occasione per l'Academy Panormus, non riesce poi a servire Salerno che si era buttato alle spalle della difesa avversaria. Attenzione a Fazio che calcia in porta, non va vicino allo specchio difeso da Artista, dunque calcio di punizione per il Trinacria, botta da fuori, pallone che sfiora il palo di Prestigiacomo. Ciulla, Fazio col destro che ha svolto in compartecipazione di Quattrocchi, il ruolo di mediano quest'oggi. Pallone imbucato, calcio di rigore, proprio il capitano dell'Academy Panormus che adesso può portare sul 2-0 la squadra di Lo Giudice. Fischia l'arbitro, Mattagliano contro Artista con il destro, Academy Panormus 2, Trinacria 0, l'esultanza di Mattagliano al 61esimo, il raddoppio della squadra di Lo Giudice. Di Stefano prova a prendere posizione, si gira, finisce giù, altro fischio e altro calcio di rigore per l'Academy Panormus. A mio avviso questo ancora più netto. Di Stefano contro Artista per il 3-0 dell'Academy. Va Di Stefano con il destro, pallone alto, rimane in partita il Trinacria. Fazio sbaglia il tocco da fuori, poi ha provato Mercante, altro pallone recuperato da Profeta che poi si butta nello spazio, preferisce andare in porta Guccione, poi ancora Profeta col destro, traversa clamorosa da parte del numero 20 dell'Academy Panormus che poteva sì mandare tutti a casa con questo tiro. Pressing di Calafiore che marca uomo, sta attaccato e recupera il pallone. Eccolo qui, il triplice fischio da parte del direttore di gara.